Alessandro Pagano, deputato ex centrista, ha sposato l'idea di Salvini. Come mai, Alessandro? Perché mi sono reso conto che Salvini è, da ogni punto di vista, la persona più coerente, capace di rispettare fedelmente quelli che sono i principi fondamentali su cui il popolo centrodestra si identifica. È l'unico che ha il coraggio di parlare di politiche migratorie fallimentari da parte di questo governo Renzi, è l'unico che parla ormai di persecuzione fiscale, visto che siamo al 70% di imposte, è l'unico che difende gli italiani rispetto alle aggressioni che arrivano dall'esterno, è l'unico che parla di un euro moneta ingiusta, è l'unico che parla di un'Europa burocratizzata che ci sta impoverendo e da che abbiamo l'euro certamente tale è stato, è l'unico che parla di un ordine pubblico che è diventato un grave problema e questa stazione è stata testimone soltanto qualche giorno fa di episodi di questo genere. Mi pare di poter dire che questi sono i problemi su cui gli italiani sono in difficoltà e a maggior ragione i siciliani che vivono queste difficoltà moltiplicate per 100, per 1000. Allora Salvini è questo. Aggiungiamo anche che sulle politiche familiari, sui temi antropologici, sui temi etici, come la vive tutti i giorni la politica, la Lega non la vive nessuno, ed ecco spiegato perché Alessandro Pagano fa una scelta di questo genere. Sono molto contento e orgoglioso di aver fatto questo e sono sicuro che tanti sono i siciliani che si stanno unendo a noi. Avendo il Presidente della Regione Musumeci, il candidato ma sarà Presidente, accettato un punto programmatico che porta avanti non solo in Sicilia ma anche a Roma, la moneta complementare, che è un programma sulla strada dei valori della tradizione della democrazia cristiana, perché fu Aldo Moro che fece stampare la moneta complementare, le 500 lire, come biglietto di Stato a corso legale con la dicitura Repubblica Italiana, perché la banconota da 500 lire era firmata dal direttore generale del Tesoro e non dal governatore della Banca d'Italia. Se noi in Sicilia riusciamo a stampare la moneta complementare, anche perché ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto della Regione Sicilia, che recita che il governo regionale ha facoltà di emettere prestiti interni, noi abbiamo la fisionomia giuridica di Stato-Regione e quindi lo Stato può stampare moneta. L'altro punto che porta avanti con insistenza è il lavoro nero che è nei comuni legalizzato dei precari e degli LSU, specialmente gli LSU sono lavoratori in nero perché non hanno alcuna copertura previdenziale, per cui lavorano come se non lavorassero. Andranno via, andranno in pensione senza pensione, quando in tutta Italia c'è la lotta armata contro il caporalato e nella Sicilia, negli enti locali, ci sono gli LSU. Chiedo, uno dei primi progetti di legge che presenterò è già pronto, è che gli LSU e i precari siano reintegrati come orario, come ricostruzione di carriera e come soldi.